Buonasera cari telespettatori, benvenuti dalla redazione Alto Adriatico qui da Portogruaro, dove abbiamo presente il primo ospite, ma ne stiamo attendendo un altro. Il primo ospite è Pietro Rambuschi, consigliere comunale di Portogruaro del PDS. Il secondo ospite è appunto Gianpietro Orlandi, leader della Confagricoltura del Veneto Orientale. E naturalmente il confronto appunto tra i nostri due ospiti riguarda il problema della TAV, del tracciato TAV. Orlandi è un oppositore di quello che è il tracciato costiero, mentre invece appunto Rambuschi ne sostiene l'utilità. Passo anzitutto la parola appunto al rappresentante di Confagricoltura per spiegare rapidamente. Buonasera a tutti, buonasera agli agricoltori, soprattutto agli agricoltori che stanno seguendo. Noi logicamente siamo un comitato all'Altra TAV, siamo nati dall'esigenza di dare voce agli agricoltori, non solo agli agricoltori, perché riteniamo sostanzialmente che il posizionamento della TAV costiera sia sostanzialmente errato, non sia utile, sia sostanzialmente impattante, non abbia nessun legame col territorio, non abbia nessun legame con l'intermodalità, movimentazione delle merci da est a ovest, da ovest ad est. Riteniamo sostanzialmente che ciò che il CIPE aveva indicato nel momento in cui raccomandava il posizionamento della TAV lungo l'asse autostradale avesse dato un'indicazione giusta, esatta e priva di rischi. Ecco, però questo consentirebbe al tracciato costiero di evitare l'abbattimento di numerose abitazioni. Ma guardi, mi permetto di sostanzialmente di sentire da questa motivazione. L'abbattimento delle abitazioni che sono state fatte negli anni, logicamente quando l'autostrada era una strada a scorrimento veloce e null'altro, le case sono lì da tanto tempo. Logicamente questo è un asse importante che è cresciuto da 2 e quindi 4 corsie a 3, quindi 6 corsie, con gli espropri che verranno fatti da Autovie Venete per le 4 e le 8 corsie. Lei capisce logicamente che chi si trova ad abitare in quel tratto logicamente viveva male e vivrà male assolutamente quando Autovie Venete darà origine alla cantierizzazione del progetto. E quindi sostanzialmente gli espropri sono di fatto inevitabili già con la cantierizzazione della terza e della quarta, quindi della sesta e dell'ottava corsia. E riteniamo quindi che le persone che vivevano male lì abbiano il sacrosanto diritto, sostenute logicamente dal denaro che gli verrà dato, di riqualificare la loro vita e andare dove logicamente la vita è migliore. Passo la palla appunto a Pietro Rambuschi, il quale invece aveva proprio lanciato l'allarme insomma su questo fatto. Dice: il tracciato alto significherà distruggere e espropriare molte abitazioni, mi sembra che si parlava di 2000 se non sbaglio. E quindi quali sono i conti, quali sono i numeri? Intanto premesso che qualsiasi opera porta dei sacrifici, vediamo il passante di Mestre, quello che ha dovuto mediare l'assessore Chisso per riuscire a terminare questo passante che oggi tutti ne beneficiamo, quindi anche la TAV è da farsi, questo è un punto certo. Ecco, detto questo, che è da farsi, io ripeto che tra il passaggio tra la litoranea, cosiddetta litoranea, e passare a fianco della terza corsia, per me è uno spreco di denaro assurdo. Assurdo proprio per il fatto che passando sulla litoranea si porteranno dei disagi sicuramente anche agli agricoltori, che comunque io ricordo sempre che il loro terreno verrà pagato 3 volte il valore in mercato. Passati invece attraverso la terza corsia sarà l'abbattimento di queste 1500-2000 abitazioni da Mestre fino al fiume Tagliamento, e sicuramente ci saranno altri che oggi non stanno soffrendo per la vicinanza oggi della TAV o della terza corsia, perché si apre lo spazio necessario appunto per il passaggio. Quindi quelli che oggi sono a 300 metri di distanza si troveranno proprio a confine del passaggio della TAV e della terza corsia. Ecco, sul fatto del valore
comunque ci saranno delle compensazioni, voglio dire, per cui economicamente il danno dovrebbe essere limitato. Sì, ma vede, nel computo questa è una maniera molto semplicistica di fare una valutazione dell'impatto. Quando l'esproprio verrà fatto, i 20, i 30, i 40 metri di esproprio spaccheranno dai nostri calcoli più di 1500 aziende. Da Mestre a Portogruaro, spaccheranno il territorio, esatto, 1500 aziende che si troveranno delle unità produttive, non delle abitazioni, ok, ma attività produttive sconvolte. Dei beni divisi in due, dove a questo punto il valore del bene diviso non può essere compensato con l'esproprio di un passaggio, perché se lei prende un'azienda di 30 ettari, che è tutto quello che un'attività agricola ha, la divide di sbiego senza nessuna logica idraulica, le due unità che rimangono sostanzialmente hanno un valore nullo, non sono più vendibili. Sulla piazza ci sono aziende agricole già in vendita a prezzi ribassati solo per il timore che la TAV passi di là. Una casa è un'unità abitativa e di quale noi siamo perfettamente consapevoli, ma è di 1000, 2000, 3000, 4000 metri l'abitazione. Verrà profondamente pagata, come l'assessore Chisso ha già fatto nell'esempio di Mestre, e chi abitava male lì ha diritto di andare a vivere molto meglio da un'altra parte. Le aziende agricole sono posti di lavoro, l'opera idraulica è completamente sventrata, i valori non tornano più, le aziende non sono assolutamente vendibili. Cioè l'opera idraulica sventrata vuol dire che praticamente dove passa l'acqua... No, sa, lei immagini di avere un rettangolo di 25 ettari, la TAV non prende una capezzagna, uno stradone, una linea perpendicolare, la TAV lacera trasversalmente magari queste proprietà non hanno più un assetto idraulico, non possono più essere irrigate, non possono più essere attraversate, non possono essere più raggiunte e l'attività agricola non c'è più, diventano due pezzi di terra più un'attività agricola. Quindi dal punto di vista economico mi permette, i conti non tornano più. Però voglio precisare una cosa che a mio parere è fondamentale: la questione di costi è assolutamente non vera, perché l'allungamento di 7 km tracciato, perché lo spanciamento dei 7 km a 70 milioni di euro come minimo, quanto è previsto il costo al chilometro, facciamo tanti di quegli espropri, diamo tanti di quei soldi alle persone da poterli costruire i castelli d'oro. Quindi più il danno ambientale, che non viene mai conteggiato nei conti, perché il tracciato è solo un'indicazione di percorso, non è un'indicazione di costi. Noi chiediamo al Comitato Alta TAV, lo domandano gli agricoltori, lo domandano gli ambientalisti, lo domandano le migliaia di persone che tutte le sere incontriamo, ripeto, migliaia di persone che tutte le sere incontriamo, ci domandano sostanzialmente il perché di questo spostamento, e noi non siamo riusciti in questo momento a trovare un perché, una logica a questo spostamento. Ecco, allora diciamo l'agricoltura ovviamente ha anche un importante valore, soprattutto per questa parte della regione, insomma, quindi dividere queste aziende... Ma io indubbiamente sono d'accordo anche con il collega, non è che non sia d'accordo, io vedo sempre il male minore, il male c'è sempre, io lo vedo come male minore, perché io ricordo anche come consigliere comunale, io ricordo quindi il portoguarese. Ecco, questa TAV poi rientra poi all'Hong Kong, quindi attraversa Lison, i vigneti di Lison, quindi parliamo agricoltori comunque, i vigneti di Lison, Pradipozzo, Summaga, San Nicolò, Porto Vecchio, ecco, e questa fascia loro eliminano, oltre all'agricoltura, anche tutte le abitazioni che ci sono. Questo è ovviamente l'ipotesi del tracciato alto, questo che stava dicendo. Sì, beh, è chiaro. Quindi devo dire che sostanzialmente con entrambi i tracciati comunque si andrà a toccare se lei, io l'ho già detto, è da 5 anni che io porto avanti il tracciato TAV. Ecco, io 5 anni fa, nonostante che vado sempre in comune accordo con l'assessore Chisso, io ho detto che si fa la litoranea, ma risale dopo Fossalta di Portogruaro, non deve attraversare il comune di Portogruaro e Fossalta di Portogruaro, deve evitarlo a questo punto. Passa attraverso la litoranea e va fino al fiume a tagliamento, quindi senza alcun danno, almeno eccezionale, insomma. Abbiamo ancora 2 minuti, allora 2 battute. Ma guardi, le dirò questo: a me fa piacere finalmente incontrare qualcuno che è favorevole al tracciato basso, perché sono convinto che neanche l'assessore Chisso, per quanto illogico possa essere
è stata l'idea di quella variante alla delibere, ok? Neppure l'assessore Chisso sia convinto della bontà del tracciato. Ripeto, è la prima volta che incontro una persona che non è favorevole sostanzialmente allo spostamento tracciato. Mi piacerebbe fare un confronto logicamente più approfondito, però una sola cosa voglio dire: non saremmo né io né lei a bloccare il tracciato, sarà la bonifica a bruciare il tracciato, perché la bonifica sostanzialmente viene sventrata. Questo ecomostro, noti che noi siamo favorevoli alla TAV, ok, e lo siamo molto più degli industriali, perché noi agricoltori spostiamo le merci su rotaia dai paesi dell'est e le bietole, siamo l'unica categoria che ha dimostrato sostanzialmente di programmare, essere capace di togliere i camion dalla strada e di portarli sulla ferrovia. Quindi però, ritorno al ragionamento di prima, sarà la bonifica a fermare, perché sotto i terreni di Lison, di Lincoln, di Torre di Mostro, di Stretti, di Staffolo, di Passarella, c'è Torba e Limo, e se noi andremo a costruire un'opera che costa 70 milioni, 80 milioni di euro a chilometro, creeremo la Salerno-Reggio Calabria, un'opera fatta in un terreno che non portava, e dal punto di vista geologico si è ignorato il parere dei geologi, è stata realizzata, da quando è stata realizzata, in manutenzione eterna, con cedimenti continui. Quindi non saranno una spesa di 70-80 milioni di euro, ci saranno problemi alluvionali, problemi di sgrondo, problemi di tenuta, problemi di cedimenti, e un'opera che non finirà mai di costare. Io non credo che l'italiano possa accettare, ok, in questo secolo, un'opera del genere. Noi abbiamo messo molta canna al fuoco e ovviamente ci sono anche elementi per un magari futuro confronto, perché no, siamo anche se ci rivediamo fra qualche giorno, anche perché ormai i tempi per quanto riguarda la TAV appunto stringono. Io vi ringrazio per l'attenzione e passo